Tutto pronto al Pala d'Arquini, è il pomeriggio di Virtus Ciampino Nuova Comauto Pistoia, incontro valevole per la 10ª giornata del girone B della Serie 2 femminile. Amiche e amici del futsal, il più cordiale dei saluti da Alessandro Cappellacci. Abbiamo Turcinovic sulla palla e lo fa in questo momento, primo possesso dunque per le toscane. Tocco corto, Turcinovic ancora verso Diodato, ecco l'ex Salernitana Sporting Locri. Prova a sfondare sulla destra, Baldi, e c'è subito il gol dopo 1:12 di Turcinovic che da due passi scaraventa in rete, pallone che Luzzi ha solamente toccato a 1:12. Ora Diodato per i centrali, punta centrale, per scaricare verso Turcinovic, ma recupera comunque palla la Virtus con Fursi, numero 9 giallorossa. Serve Ruffini sulla sinistra, che parata ha fatto, ma intercetta Badalassi, passaggio però errato a sua volta, e Centola. Tocco intanto verso Diodato, mette al centro Baldi, respinge Luzzi, e ancora Patriot nel sunset, con una piroetta si libera di Segarelli, ma Segarelli a sua volta cicca col destro. Ora Felicetti, la conclusione, respinta centrale. Ora Mauro, Migliorini si libera della marca di Felicetti, tiro e respinge Luzzi. Intanto si prosegue 3 contro 1, Felicetti a sinistra verso Muzzi. Gavagni che perde il pallone su Piersimoni e Tuberto con Barzotti, e Hornet decisiva. Ora Muzzi mette il pallone a terra, batte il corner corto verso Piersimoni, quindi Muzzi che la manda verso Piersimoni, addomestica molto bene il pallone, tocca verso Felicetti, a sua volta su Lucentini, sulla tre quarti la conclusione di destro. Piersimoni sulla sinistra, prova ad aprirsi un varco, preferisce l'assist verso Muzzi. L'anno scorso invece era stata quasi praticamente universale, aveva giocato in tutti i ruoli. Lo scorso che si è concluso con il terzo posto nel girone C. E con la semifinale playoff intanto il tiro, e c'è la doppia parata. Non c'è fallo su Fursi, si duella sul pallone. 25 al termine dell'intervallo. Tanto passaggio preciso e c'è il palo di Centola, ma si riparte. Primo possesso di questa ripresa delle padrone di casa, lancio lungo di Centola verso Segarelli di testa e a porta vuota. Papitto sigla il suo primo gol in giallo-rosso dopo praticamente una mancia di secondi. Appena si toglierà l'arbitro davanti il tabellone vi diremo quanti secondi sono stati per l'esattezza, ma riesce lo schema, erano 13 secondi comunque. Si prende comunque ora Felicetti verso Centola con rischio, salta comunque Centola e mette sulla destra per Papitto. Hornet Sanchez l'ha fatto poco fa, intanto Barzotti ha rischiato un pasticcio, intanto Barzotti ancora che si riscatta. Ora Lucentini, Muzzi ancora, Ruffini in qualche modo però recupera il pallone a sua volta, però la Virtus. Intanto il tiro di sinistro di Piersimoni. Torini, abbiamo visto dalla nostra postazione qui, passaggio lungo intanto verso Centola, ancora Centola a sinistra su Lucentini, a Tuberto con Barzotti, ancora Lucentini, che parata ha fatto Barzotti e poi Lucentini. Quindi rimessa che sarà battuta da Felicetti, rimessa battuta in questo momento. Ora Centola, tocco corto sull'ex Eventi Futsal. Ora Papitto lunga di testa Centola. Ora Mauro, Segarelli però capisce tutto, Segarelli col sinistro. Salutiamo Matteo Santi, ovviamente non sta sentendo, sta lì al palazzetto. Intanto il tiro di Diodato che finisce fuori gioco. Ma torniamo qui al Pala d'Arquini per questa gran gara tra Virtus Ciampino e Nuova Comauto Pistoia. Ora Diodato, pressata, che errore di Diodato, Fursi, e c'è la rete di Serena Fursi che sfrutta l'erroraccio di Diodato a 14:18 e porta avanti la Virtus per il primo gol di questa stagione di Serena Fursi. La manda su Turcinovic, a sua volta su Mauro, pressata da Felicetti che recupera il pallone, Felicetti a porta vuota e c'è la rete del 3-1 della Virtus Ciampino a 20 secondi dalla sirena. Di questo errore la formazione orange, la formazione di casa per portarsi sul +2. 5 secondi dal termine.
sta per maturare la vittoria per la Virtus Ciampino, la 7ª in questa stagione. In questo momento c'è la sirena del Palatarquini. Siamo con Serena Furzi, protagonista quest'oggi con una delle 3 marcature della Virtus Ciampino. Partiamo subito dalla partita. Partita tosta nel primo tempo, secondo tempo invece di ben altro piglio la gara. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Primo tempo un po' sottotono, secondo tempo siamo entrate bene con la giusta carica e sono contenta.